In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, viva Radio 2, il grande varietà radiofonico. Fiorello e Baldini. Buongiorno Baldini. Buongiorno Fiore. Come stai? È bello rivederti il lunedì mattina, è bello. Sì, un bene. weekend senza di te. Sì. Come si fa? Un weekend dove la tua Inter ha vinto, diciamo. Sì, ma ne parliamo dopo perché per sì. prima cosa voglio fare gli auguri di buon compleanno a quell'uomo che quella sera, anziché di andare al cinema, andò a letto con tua madre. Lo so. E ti generò. E mi generò. E ti generò. È vero. Oggi è il compleanno di quel santuomo di Sì, Giuseppe Baldini. Giuseppe Baldini. Auguri. È terribile, ragazzi. È terribile. Sembra che abbia un tubo Attuffato. Ma non solo, oggi è il compleanno di Giuseppe Baldini, ma a caso strano della vita È vero, il compleanno di un altro Giuseppe, Sì. che è fratello a me. Tuo Che fratello, a è vero, me pensa oggi te. compie anche lui, pensa, non so l'età perché lui si tiene sempre giovane, capito? Cioè, Sempre giovane. allora no, lui ha 9 anni meno di me, quindi fai 50. fai allora. 30 meno 9 Sì, va bene. 47 meno 9 quanto fa? 38. 38 anni, quindi mio 38 fratello anni, compie oggi auguri 38 a anni. Peppe Fiorello. Oggi avremo ospiti che non sono ancora qui ma arriveranno nel corso della puntata, sensare il fenomeno del momento, i fenomeni del momento, questo Sì. diciamo il film che sta andando per la maggiore, che Sembra si intitola che nella prima Come si settimana, intitola ho il voglia film? di te, nella prima settimana abbia battuto più Sì. record di incasso in assoluto di tutti i film della storia. Italiani, Italiani, sì. perché il record ce l'ha. Sì. Il codice da Vinci, della sì, ciofeca sì, di sì. film. Sì, che anch'io l'ho visto. È una ciofeca, quel Sì, film è lì. che- Diciamolo, il libro era bellissimo, Sì. però poi Il film è una martellata il film è una sugli martellata. incisivi. Ma sì. no, non solo sugli incisivi, diciamolo pure. Sulle balle, diciamolo. Non nascondiamoci dietro. Esatto. E poi, Un dito. signori, ci sarà. No. Qui no, non abbiamo detto chi verrà a rappresentare questo film. Verrà Federico Moccia? No. Sì, come no. Ah sì, ci sarà pure lui? Ah. Ci sarà anche Certo. lui, però lui lo chiameremo a casa. Ok. Ma qui proprio in carne ed ossa ci sarà Laura Chiatti in ossa solo. Sì, perché? No, ultimamente anche in carne. E poi verrà Riccardo Scamarcio. Scamarcio, ok. Scamarcio, che sta- esce. Vabbè, ma sono cose che vanno a periodo. Pensate Sì. che c'è stato un periodo in cui anche Mino Reitano piaceva Si alle piaceva donne, tanto, per cui esatto. Andava fortissimo. andava. ma come ride, signori cremonesi? Il nostro Facciamo una cosa in onore. Aspetta, non ho finito, ti ho solo presentato. Okay. Senti, tutto bene? Tu sai chi verrà poi? Oggi. Ci arriverà oggi. Sì, lo so. Dillo te, perché sei musicista e quindi Ennio Morricone. sei contento. Allora tu, sono convinto che tu hai preparato qualcosa. Sì, innanzitutto uno stacco. Hai uno Per stacco. iniziare, sì. Allora, uno stacco per iniziare. Lui fa sempre gli stacchi perché li deve fare, soprattutto inediti. Per la SIAE. Perché, esatto, No, questo perché non più è stacchi inedito. inediti fa, Guadagna. più SIAE lui guadagna. Sì, capito? certo. Vai con sta SIAE, vai. 1, 2, 3, 4. Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti. Di Ennio Morricone, chissà se il maestro Morricone magari in macchina mentre sta per arrivare qui Avrà avrà avuto apprezzato, modo sì. di sentire, di fare retromarcia Sì, di andar via. di andar via e non tornare più. Va bene, tra l'altro sai che c'è questo CD che Sì, ha disco d'oro, è vero. che si intitola We All Love, cioè sai che significa in inglese noi lo amiamo, cioè Ennio Morricone, perché sono tantissimi artisti che hanno cantato delle sue musiche, Canzoni. ma mica non c'è nessuno, Gio Bocelli, Chris Botti, Eumir Deodato, Céline Dion, Rosario Fiorello. Pure? No, non ci sono, certo che non ci A sono. te il clan dei siciliani devi cantare, giusto quello? Certo, Quincy Jones, Yo-Yo Ma, Daniela Mercury, Metallica, I Metallica. I Metallica, li conosci? Sì, come no. Sono parenti di Tiziano Ferro? No.
No. Sono quelli che hanno messo i lucchetti a Ponte Milvio? Sì, certo. Non dire Ponte Milvio, perché quando dici Ponte Milvio Scatta potrebbe subito là. arrivare Sì. diciamo, Moccia. sappiamo chi è. Attenzione, sabato festeggiamo anche, ci sono altri compleanni. Bin Laden ha compiuto 50 anni, lo sapete? No, e lo ha sapevo. festeggiato con una torta con sopra 50 candelotti. Auguri! Umorismo nero facciamo anche, ragazzi, incredibile. Roba da male. Cioè, mio Non so- padre è dello stesso segno di Bin Laden. E anche di mio fratello. È di tuo fratello, Sono guarda. tutti dei pesci. Sono dei pesci, no? Sì, Tuo padre è dei pesci? dei pesci, sì, sì. Ma dai, Eh. veramente? Bel segno. Allora, non si sa ancora oggi da che cosa cominciamo, perché Sì, sono tante perché le notizie. La polemica. Quale polemica? Quella con cui dice, abbiamo parliamo lasciato della tutti. polemica, dobbiamo Esatto. parlare della polemica. Venerdì scorso Sì. noi facemmo dell'ironia su uno dei nostri autori che si chiama Francesco Bozzi, Detto Ciccio. che è nascosto. È nascosto. Perché diciamo noi siamo un programma sincero, cioè Sì, tutto quello che ruspante. succede lo diciamo. Il nostro autore Francesco Bozzi durante una diretta ha, come per dire, Mollato. si è lasciato scappare Esatto. un effluvio Sì, corporale e esatto. noi l'abbiamo detto in diretta. Una- Che cosa è successo? Sì. Che non si sa Senatore. chi, no, non No, è stato neanche. il senatore, qualcuno gliel'ha che ha riportato, chiamato il senatore, certo. ha capito Bozzi, anziché di Bozzi ha capito Bossi, quindi Eh. questi stanno prendendo per i fondelli il senatore. Ma E figurati, giù eh. con agenzie che ci massacravano e Sì, non quel si fa. Perun che fa il programma. Esatto. Poi noi abbiamo fatto, insomma, abbiamo Sì, fatto l'errata risentire corrige. l'errata corrige, quindi ci Anzi, hanno chiesto scusa. sappilo. L'errata scorrige in questo caso. Baldini, io mi alzo e me ne vado. Scusa, arrivederci, io me ne vado perché veramente. Cioè, ma Maestro Morricone, Riccardo Ma non c'è Scamaccio, ancora, Laura non Chiatti ci che sono. stanno per arrivare e sentici, ma dove, in che programma stiamo andando? Ma sentono DJ venendo qua. Ma dai, ma non si può dire errata quello che hai detto tu, io neanche lo scusami, dico. Guarda, Bozzi, fanne uno in diretta, vieni. Però c'è una cosa che ci adombra. Quale? Che fra tutti i giornali che hanno riportato sto fatto. Che... L'unico che non ha riportato, perché ecco, diciamola tutta, Sì. in tutta questa storia il senatore ci ha chiesto scusa, Sì. noi le abbiamo accettate, chi ha avuto la peggio? Chi è? Bozzi. Francesco Bozzi, che è diventato il petomane d'Italia. Esatto. Sì, perché adesso è famoso, sua madre, Sì. professoressa di latino e greco, quindi donna di una certa cultura, conosciutissima a Palermo, la signora Bozzi. La mamma dello capito? Esatto. Adesso la chiamano così. Suo fratello, primo dirigente della Polizia di Stato, nonché della Polizia Scientifica. Tutti fa, senti, ma chi è? È tuo fratello, lo scorreggione di Rai 2. Fagli mettere il silenziatore. Visto Come mai- si fa? Vai, ma succede, perché siamo... Il giornale di Sicilia però non ha L'unico riportato. che non ha riportato, quindi, insomma, se può... Vedevo già il titolo, il nuovo Etna. Bozzi, il nuovo vulcano, erutta. Va bene, allora. Senti, Cremonesi, come va quella storia con Mika? Voi sapete, amici radioascoltatori, questo grande successo che ha Mika, il libanese, questo qua. Con questo falsetto, questo uomo, questo Mika. Ora, pochi sanno che Mika ha copiato questo modo Sì, di cantare, le da sue un canzoni, nostro cantante. da un nostro cantante, un romano che vive qui, praticamente viene tutti i giorni, che si chiama Mika Kotica, Esatto. che è con noi. Buongiorno. Ciao Mika. Ciao. Sei triste, eh? E questo vende i dischi? Sono depresso, questo vende, a me mi menano soltanto quando mi Lo incrocio so. Ma sai, quello però è libanese, anglo-libanese, cioè io i sono riccioli. romano, Tu sei faccio italo-romano. Si sente che sei romano, Lo sai? so che si sente, faccio degli sforzi. romano di tu. quarto giaro, sì, proprio. Della Bovisa. Della Del Bovisa. Giappellino. Senti, Sì, mi dica. c'hai qualche pezzo Ma tuo? certo, Da assolutamente. cui quel Mica lì ha copiato? Prego, prego, Io prego. l'ho rubato, guarda. Vai, prego, prego. Io c'ho una donna moderna col cellulare e l'iPod. Quando si mette ai fornelli ne brucia tutto però. E sta di ca, ma che sta fa? Mettici l'acqua che sta attacca. Non scherzo, non ci penso. Come la mano voglio campare. Con questa tua favorità. Pare la me, se ti capi, se c'è coraggio mangialo tu. Secondo me
maestro Morricone non viene più proprio, ha fatto retromarcia. Ma sapete qual è la cosa bella? Cioè, Cremonesi attende una vita di essere al cospetto di Ennio Morricone, la prima volta che lo vede fa meca cotica. Esatto. Lo so che Hai ragione. Bene, ci colleghiamo con Berlusconi. Ah, subito, sì, Vero? già, perché Sì, ieri perché ieri è successa una cosa incredibile. fair play di Berlusconi, quindi noi... L'Inter ha vinto, lui è sceso negli spogliatoi, Esatto. ha fatto i complimenti agli interisti, dunque ha dimostrato fair play. Sì, Allora, noi è lo stata una bella partita, Sì. per noi interisti è stato un dolore, Sì. insomma, ha segnato Ronaldo. Sì, Non ha fatto nulla, per tutta la partita lo anticipavano, anche il raccattapalle lo anticipavano. Cioè pure il raccattapalle lo anticipava, ha preso quella palla e l'ha buttata dentro. lo so. Però poi Che noi doveva avevamo fare? insomma Ibra. Certo. Applausi per Ibrahimovic, quindi Fabi Ibra. grande Ibrahimovic, 2-1, palla al centro e tutti a casa. Mi dispiace per la festa di Maldini che è un amico, 600 partite, ma abbiamo vinto! Beh. È fatta! Allora, Sentiamo chiamiamo Berlusconi, dai. che cosa dice? Cosa dice se comunque dirà parole buone lo stesso per la sua squadra, grande fair play. Pronto, buongiorno, mi dica. Ah, buongiorno Presidente, volevamo complimentarci con lei per il suo gesto di ieri. Quale gesto? Scusi, quando lei è sceso giù nello spogliatoio dopo la sconfitta nel derby. Pronto? Non sente bene? Dicevamo del derby di ieri, dicevamo. Pronto, con chi parlo? No, non ci dica che ha perso di nuovo la memoria un'altra volta. Purtroppo non mi ricordo niente. Ecco, meno male che adesso sappiamo chi è, almeno possiamo aiutarla. Lei è il presidente Berlusconi. Berlusconi? Sì. E di nome? Silvio? Silvio. Mm. Che nome del cazzo. No, scusi, come ha detto, scusi, non abbiamo sentito. No, dicevo. Scusa, abbiate pazienza. Non si può cambiare? Ma perché, scusi, non è un brutto nome ora? È troppo corto. Non mi piacciono i nomi corti. Potrei ecco. chiamarmi, che ne so, ad Tipo? esempio... Pier Silvio? Com'è? Non può, si chiama già suo figlio. Mio figlio? Sì. Quale? Quello nato a Betlemme? No. Pier Silvio, ecco, capito? Si è fregato il mio nome. Ma gliel'avrà dato lei, scusi. Se Ma cosa fa? Cosa fa questo? Il presidente di Mediaset, l'azienda che ha creato lei. Ma come? L'ho creata io e il presidente lui? Gliel'ha data lei, scusi, tanto. Gli ho dato il mio nome, gli ho dato la mia azienda. Sì. Sarò un pirla. No, è normale, dai, ha passato suo figlio l'azienda là per quella storia lì del conflitto di interessi, insomma. Pronto? Presidente Berlusconi, siamo noi, sempre Radio 2, stavano dicendo là di suo figlio. Ah, adesso mi ricordo, Oh. sì, è un mio difetto, adesso mi ricordo. Guarda, io faccio tutto e poi lascio tutto ai miei figli, Oh, insomma, bravo, che con quell'altro di Betlemme, Vabbè, insomma, sono sì. stato un mazzo così per una settimana a fare tutto, poi è arrivato lui, sono 2000 anni che parlano solo di lui. Vabbè, torniamo al derby. Senta, ieri il Milan sembrava farcela, cioè ha segnato un gol, Ma poi... scusi, cos'è il Milan? Ma com'è? La squadra di cui è il proprietario? E anche in quella? È presidente mio figlio? No, lì è il presidente Galliani, Adriano Galliani. Pronto? Grazie Non riesco. al presidente. Presenta il nuovo programma di Adriano Celentano. In verità vi dico, fra 11 anni su Rai 1. Attenzione, si parla di Ferrari. Sì. Sapete che Parte. parte la Ferrari perché domenica ci sarà il Gran Premio dove? In Australia, ragazzi, alle 4 del mattino e abbiamo al telefono direttamente dall'Australia, pensate quanto ci costa, il direttore sportivo della Ferrari, se non sbaglio ci dovrebbe essere Stefano Domenicali. Pronto Stefano? Ciao Fiore, buongiorno. Buongiorno, viva la Ferrari! Marchio Ferrari, Stefano Domenicali promosso da poco a direttore sportivo, non c'è più Frodo, come si chiama? Pronto? Sì. Pronto?
Non c'è più. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Jean Todt è passato a fare cosa? Fa Striscia la notizia. È sempre il nostro grande capo, l'amministratore delegato, è sempre con noi, Però adesso c'è un italiano al muretto, a me fa piacere, voglio dire. Beh, ce n'è più di uno, dai. Ma chi c'è al muretto? Chi sta al muretto? Ma al muretto siamo ovviamente Todd, poi ci sono io, poi abbiamo Luca Baldisserri, poi abbiamo Chris Dyer, Rob Smedley, siamo in tanti. Tutti italiani. I famosi ragazzi del muretto. I ragazzi del muretto, sì, certo. Senti, quest'anno io non so se... Perché si parla un gran bene della Ferrari e questo non so se è un bene o è un male, no? Perché quando si comincia a dire va velocissima, va forte, va di qui, adesso spaccheremo tutto, poi tante volte, quindi io insomma una sana toccatina. Ma vedi, una mano la devo tenere per tenere sul telefono, l'altra ho libertà di movimento, quindi... Senti, ma cosa ci puoi dire? Parliamo del rapporto tra Mika... No, non si chiama Mika, Mika Kotica. Come si chiama? Raikkonen? Tra Kimi e... Kimi. Che loro si chiamano Kimi o Mika, dipende come... Sempre una K. Esatto, tra Kimi Raikkonen e Felipe Massa. No, bene, devo dire due grandi piloti, uno ormai fa parte del nostro gruppo da tanti anni, l'altro si è appena inserito, credo che la coppia sarà sicuramente una coppia che farà parlare di sé. Ma scusa un attimo, chi è il capitano? Cioè, Il chi capitano è? non giocatore non è presente. Sono No, volevo dire, tra i due, no? Cioè, quando c'era Schumacher e Massa si sapeva Schumacher era quello che diceva fallo passare, deve arrivare. No, negativo. Qui sono a parte gli scherzi, partono alla pari, sono due piloti che hanno la fascia di capitano e quindi vedremo di gestirla durante la stagione per vedere come va, insomma. Cioè, l'importante è che partino bene. Chi viene da destra passa. No, praticamente chi porta subito punti diventa capitano, insomma, vedremo. Senti, Stefano. Dimmi. Stefano, senti un po'. Dici qualcosa che nessuno sa, ti prego, qualche curiosità, una notizia. Insomma, avete messo l'autoradio nella macchina. Ecco. Mentre guidano. Mi hai fregato perché volevo proprio dirlo, cioè uno dei più grandi film di quest'anno è essere in forma, allegri, italiani, quindi sentirti in diretta sulle macchine, quindi l'unica cosa è che abbiamo dovuto appesantire la vettura, mettere una radio che funziona in Australia, in Malesia, in tutto il mondo. Quindi pensa chi mi Raikkonen cosa capisce di quello. Sì, no, quello che diciamo, esatto. Senti, parla già italiano Raikkonen? Da morire, figurati. In dialetto modenese direi. Ma prendi in giro Raikkonen? No, ci mancherebbe altro. No, è un po' alla volta. Poi lui si vede che è un tipo caloroso, è un tipo... Sì. Per ora sa solo vai, fermo. Sono le due cose. Vai, fermo. Senti, curva. No, ma veramente c'è un qualcosa che ci puoi dire veramente che gli altri non sanno, senza svelare ovviamente cose che potrebbero danneggiare, insomma, che sai, c'è anche molto lavoro di spionaggio nell'automobilismo, sappiatelo, è vero o no sta cosa? È verissimo, ma il vero dramma è che se io dico qualcosa poi c'è della gente che ci crede davvero, diventa un disastro, quindi non ci puoi dire che la macchina va, speriamo che arrivi in fondo, a parte gli scherzi, insomma, ci siamo, adesso inizia la stagione. Siamo concentrati tutti, però insomma la voglia di far bene c'è sicuramente da parte di tutti. Quando iniziano le prove? Venerdì? Venerdì, io adesso sono ancora in Italia perché parto domani mattina, però i ragazzi sono già là, siamo pronti. Guarda, allora salutaceli tutti, c'è la monogomma quest'anno, vero? La monogomma, sì, abbiamo una gomma uguale per tutti, quindi si può dire, no? Cos'è, la Bridge? Sì, la chewing gum, sì, la Bridgestone. Tutti corrono in Bridgestone? Tutti corrono in Bridgestone. E quegli altri che fine hanno fatto, i Michelini? I Michelini si sono concentrati sulle gomme, su Buonanotte, sulle moto, e quindi... loro fanno solo moto, quindi tutti Bridgestone. E qual è il vantaggio o lo svantaggio di avere tutti la stessa gomma? La bravura dei piloti. Che il vantaggio è che bene o male è una variabile che dovrebbe essere uguale per tutti, quindi ci si può concentrare sulla macchina, sul motore, sulla performance dei piloti, perché fino all'anno scorso insomma la variabile della gomma era molto molto importante e faceva la differenza. Bene, invece quest'anno gomme uguale per tutti. Io anch'io di Bridgestone. Sulla Vespa c'è il Bridgestone. Sì. Senti Stefano, noi facciamo tanti in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, qualsiasi cosa. E aspetta, c'è una domanda. Visto cos'è? Ah, sì. Scusate, no. No, perché va bene, no, c'era Felipe Massa, è stato visto al box della McLaren e ha chiesto che c'è una gomma. Va bene Stefano. Senti, hai visto il film con Chiatti e la Scamarcio? Non ancora, però lo vedrò presto perché tra l'altro so che insomma sta facendo tanti film, da tanti libri
L'autore lo stesso, però insomma... Stai parlando di Moccia, stai parlando. Ne fa uno ogni quarto d'ora. Ne fa ogni quarto d'ora. Esatto. Sai che oggi avremo anche ospite il grande Ennio Morricone. Grandissimo maestro, complimenti da parte mia e da tutta la squadra per quello che ha vinto, per quello che ha fatto. Anzi, adesso mi veniva in mente un'idea, sì? se è disponibile il maestro per fare un concerto particolare, per mettere in musica, speriamo, una stagione davvero che speriamo sia molto bella. Della Ferrari. Beh, glielo chiederemo quando verrà, perché in questo momento non c'è. Esatto. Sarebbe una bella idea. Va bene, Stefano, un applauso a Stefano Domenicali e alla Ferrari! E alla Ferrari! Arrivano notizie sulla Ferrari? Sì, arrivano notizie anche su Morricone che all'entrata purtroppo l'hanno fermato e non l'hanno riconosciuto e sta cantando, pensate, tutto giù la testa ai vigilantes con Scamarcio e Laura Chiatti che fanno Sean Sean. Signori, si ride e si scherza, ma è con noi il maestro Ennio Morricone! Ladies and gentlemen, Ennio Morricone. Rimettilo, non si è sentito perché qui c'è un'ovazione. Attenzione, un'ovazione per Ennio Morricone. Tra l'altro Ennio Morricone ha portato l'Oscar qui. Ce l'abbiamo in mano, ce l'ho in mano io, ve lo faccio sentire. Lo sto battendo contro il microfono. Che è di legno? Sentite? No, quello pesa, quello pesa, quello pesa. Maestro Morricone, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come sta? Buongiorno a tutti. E noi intanto la ringraziamo perché forse siamo stati i primi quando sapemmo o seppimo? Sapemmo. Quando abbiamo saputo. Seppimo Quando abbiamo saputo, così tagliamo. Ecco, quando abbiamo saputo, la chiamammo in diretta. Lo chiamabimo? Come si dice? Lo chiamammo. Si ricorda la telefonata? Mi ricordo. E lei fece una cosa al telefono che andò su tutti i giornali, cioè lei fece l'imitazione, penso che non l'aveva mai fatta prima di allora, del coyote. Il famoso, si ricorda il coyote? Lo ricordo benissimo. E io ce l'ho campionato, lo sa? Me lo sono campionato, questo è un campionatore, quello che vedete. Sentite, Attenzione. Basta. Questo è, non ci credete? Ennio Morricone campionato. Se vuole farlo in diretta così, se no non ci crede nessuno. Meraviglioso. Questo era il tema del film. Voglio dire, lei quando gli dicono lei faceva le colonne western, dice vabbè, non ho fatto solo quello, ha fatto tante di quelle cose, 400 lavori ha fatto. 400 lavori e 30 film western. E 30, una quindi percentuale piccolissima. La percentuale all'inizio. Ora, cosa chiedere a Ennio Morricone che non sia stato già chiesto in questi giorni? Gli hanno chiesto di tutto, come, perché, cosa ha provato, cosa si prova in quel momento, che cosa gli possiamo chiedere? Io, se un mio personalissimo parere, ho ammirato moltissimo la dedica a sua moglie, quella è proprio una cosa, perché lei proprio lì ha condiviso con sua moglie questo Oscar e penso che sia secondo me la cosa più bella che un uomo possa fare per la propria compagna, condividere. Io con mia moglie ho condiviso tutti i telegatti. È già qualcosa, dai. Mi sembrava che fosse un momento giusto per fare quella dedica. Io ho vissuto tanti anni con lei, 50 anni con lei, quindi mi pare che dividerlo come abbiamo diviso tutto mi pare una cosa giusta. Anche l'Oscar. Che voce aveva Clint Eastwood? Quando ha detto il suo nome prima l'abbiamo mandato ma non si è sentito. Sentiamo la voce di Clint Eastwood, attenzione. Ladies and gentlemen, Ennio Morricone. E questo sarebbe Callaghan. Sì, perché poi Clint Eastwood c'ha sta voce, uno è doppiato invece poi è Mr. Morricone. Sì, infatti. Callaghan, quello che andava sui tetti. Immagini con sta voce, Callaghan. Ehi, mani in alto. Coraggio, fatti ammazzare. Dai risate. Devo dire, che domande possiamo fare? Ecco, sa di che cosa possiamo parlare, maestro Morricone? Ma te lo dico io. Mi dica lei. Quando Leone faceva la regia di
di Clint Eastwood, e lui era un attore, un personaggio importante. Lui ha l'abitudine di fargli mettere un sigaro in bocca e poi farglielo allontanare dalla bocca lentamente. E lì il problema è quel lentamente e dopo pronunciare la battuta, ma quel lentamente bisogna riempirlo perlomeno nella testa di Clint, perché lui era silenzioso in quel momento. Allora gli diceva: guarda, pensa come se dovessi mandare a quello lì, e poi dice la battuta. Quindi lui lentamente diceva e poi diceva la battuta. Insomma l'ha fatto lavorare come un romano, come Clint Western, ma era un romano. Hai visto quello che non ha fatto Domenicali? Qui dice qualcosa che nessuno sa. Secondo me questa è una cosa che nessuno sa. Certo. Cioè, Sergio Leone che diceva una cosa così a Clint Eastwood, meraviglioso. Lo preparava così. Senta, invece vogliamo parlare della musica leggera, perché lei ci ha avuto un rapporto, anche se breve, con la musica leggera italiana. Assolutamente. Che non ha rinnegato, anzi, ha detto che è stato importantissimo. E quando si parla di musica leggera non si può non parlare di una canzone il cui tetto è stato scritto da Maurizio Costanzo e da un'altra persona, Ghigo De Chiara. Ghigo De Chiara, un critico teatrale che faceva i testi, perché la trasmissione televisiva dove era la sigla cantata da Mina, Stai telefonando, e quindi erano tutti e due gli autori del testo. Si narra che lei è stato ispirato dalla sirena o dall'ambulanza o della polizia francese, credo polizia francese. Ma per fargli capire il pezzo a Maurizio, che non lo capiva, gli ho detto non lo capiva Maurizio. Un po' stonata la sirena della polizia francese. Insomma, ma sì, bisogna trarre insegnamenti dalla realtà, vedi il coyote, vedi la polizia francese, esatto. La polizia italiana adesso c'ha pure un suono un po' così. Mina, sentendo la canzone, il provino o che cosa, lei gliela suonò, cosa disse subito quando sentì la prima volta questo pezzo? Io veramente non me lo ricordo, ma gli piacque. Gli piacque molto, la cantò. No, fece una correzione sul testo. Cioè? Correggetemi le mie mani, la mia mano, le tue mani sulla mia. Dice no, correggetela sulla mia, no, non mi va bene. Te sulle mie. Le tue mani sulle mie, perché le tue mani a quei tempi sulla mia poteva essere oggi sulle mie. Pensate come sono cambiati i tempi, Oggi i testi sono molto espliciti, no? Si direbbe oggi, no? Le tue mani sulla patata. No, ci si direbbe. Senti, ma ha detto il maestro che prende ispirazione da tutti i suoni della vita reale, no? Sì. Mi piacerebbe sapere che disco si potrebbe fare da Bozzi. No, lascialo stare. No, non gli fa sta domanda. Faccia finta di non aver sentito, maestro. Faccia finta di non aver sentito. Guardi, io casualmente ho questo testo scritto da Maurizio Costanzo. Quando lo scrisse lui e lo rilesse al maestro Morricone, disse: l'ottupore da notte, palancata sul mare, ci sorpresa che eravamo conosciuti, io e te. Poi nel buio, e mani d'improvviso sulle due, Maria. Amici, ci siamo. Ora, maestro Cremonesi, senta, noi non siamo nel suo CD che è disco d'oro e che questo, amici, dovreste voi del pubblico dovreste averlo in macchina, perché qui ci sono i più grandi cantanti del mondo che fanno un omaggio a Ennio Morricone. Questo uno deve fare un Roma-Firenze in macchina, track, oppure devi fare l'Appennino, track. Fantastico. Ma c'è una novità nel disco, cioè? È carina. Novità credo mondiale, quella che ci sono tra un pezzo e l'altro ci sono dei piccoli interventi miei, musiche che passano dalla fine del precedente pezzo al successivo. Musicali? Con l'orchestra. Con l'orchestra? È bellissimo, vedi. E bellissimo. Quindi il disco si ascolta 1:10 senza soluzione di continuità, continua sempre. Quindi amici, mi raccomando, recatevi nel più vicino negozio di dischi, e io ce l'ho, grazie a Dio, adesso me lo farò anche autografare. Tu ce l'hai? No. E non lo avrai. Se ne può avere una, dov'è? Mi dispiace, si chiama We All Love, cioè noi lo amiamo. Se lei mi consente, io proverei a cantare versione maschile, perché dopo, quando arriverà Laura Chiatti, io vorrei provare così, senza farla provare al volo, a farla cantare in versione femminile.
versione femminile. Allora, Cremonesi, tu ci sei? Sì. Su questa canzone, che tonalità la fai? Si bemolle. Si bemolle La come tua. maestro. Sì, è una terza sopra di quando l'ho scritta. Senti, Però però io quella cantava essendo uomo... No, ma tu la canti una sesta sotto. Esatto. Ma Una sesta? Una sesta sotto la canto. Ah, sì, perché sei un ragazzo. La canto una La sesta sotto, pensa. Signore, sono emozionato a cantare questa canzone davanti al maestro Morricone, ma ci proviamo. 1, 2, 3, 4. Mi devo alzare per cantare. Io quando canto mi metto in questa posizione. Dammi il via, maestro. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. E poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato e già finito. Continua. With or without you. With or without you. Sta telefonando. Sì. La musica del maestro Morricone, l'esecuzione di Mino. Deficiente. Attenzione, c'è una notizia. Coperto che Maurizio Costanzo ha scritto questa canzone, Maria De Filippi lo accetta come prossimo concorrente ad Amici. Ad Amici. Allora, adesso avremo maestro Morricone. Lei conosce Federico Moccia? Di nome, conoscevo il papà. Lei? Pipolo, sì. Ah sì, perché pochi sanno Il primo film che ho fatto era sceneggiato da Pipolo e Castellano. Sapete che il papà di Federico Moccia era il grandissimo Pipolo, a cui va l'applauso, re della commedia italiana. Mi dicono che Scamarcio e la Chiatti sono già all'ingresso, ci sono orde di giovani, di giovani, e io mi collegherei, se siete d'accordo, con Federico Moccia. Chiamiamolo a casa. Sì, proviamo a sentire se c'è, dai. Sentiamo, dunque adesso c'è il film Voglia di te, sapete, no? Ha battuto tutti i record in casso. Chi è? Sentiamo, sono Marco Baldini da Viva Radio 2. Sei un adolescente? Ma insomma, no. Non sei un adolescente come tutti gli altri? No, proprio diciamo. Anche per te l'amore è come una gomma masticata? No. Cioè, se la rimetti in bocca dopo averla appiccicata sotto al banco, non ha più lo stesso sapore. Ma che schifo, scusa, ma dai, Sei un pischello? No. Fai le corse abusive con le moto truccate? No. Lo fai con i cavalli truccati? No, ma quali cavalli truccati, dai, no. Ma almeno come tutti i giovani di buona famiglia, rubi di nascosto i soldi del portafoglio di tuo padre? Non più adesso, insomma, no. Beh, fino a poche settimane fa sì, però, vero? No, ma non è vero, no. Sei no. trasgressivo? Ti sei strappato l'apparecchio dai denti e con i pezzetti di ferro ti sei fatto un piercing al capezzo? Ma no, non sono un teenager, dai, parliamo di te, Federico, dai. Sento il rumore di traffico, dove sei? Sto scrivendo. Un libro? Eh? Un libro stai scrivendo? No, quello l'ho scritto stamattina mentre mi facevo la barba. Ah. Si intitola Step l'ama o non l'ama Gillette? Ah. Vabbè. Ora sono sotto un cavalcavia con la bomboletta spray per esternare i miei pensieri metropolitani. Ah.
Guarda, ho appena scritto qualcosa di davvero profondo, Una che cosa... esce dal mio cuore. Ah, e che hai scritto? Scamarcio sei un cesso. Ma come? Ma non si può, è l'idolo delle giovanissime, dai! Ci sono migliaia di ragazze innamorate di lui. A proposito, senti, sei andato al cinema a vedere Ho voglia di te? Eh? Chi? Tu? Quando? Non lo so io, l'altro ieri. Certo che sono andato. Ah, Pensa, l'ho visto 4 volte di fila. Mi ero portato con me così tanti lucchetti dell'amore che per togliermi dalla poltrona hanno dovuto chiamare un fabbro. Ah, certo. E non sono andato da solo. Ah no, per che aumentare c'è? gli incassi ho anche chiamato tutte le protagoniste dei miei prossimi libri. E cioè? Sono venute tutte, Fiffi, Pala, Lilli, Gla, Molly. Sì. E poi Terry, l'adolescente terrona. Ah, Terry dall'adolescente terrona, capito. Topi, Sì? Titi, Eh? Chicca, Bea, Iaia, Pippi, Olli, Bebba, Tita, Vale, Vero, Olli e Benji. Sì, Olli e Benji. Senti. Senti, ti aspettavi tutto questo successo? Non è un successo di Federico Moccia. Ah, no? Questo è il trionfo di quel sentimento che si chiama amore. Ah. Quello che conta è che vinca l'amore. Certo. Perché l'amore è come un appuntamento al buio con Rosy Bindi, a volte ti può andare anche male. Sì, sì. Senti, prima di salutarci andiamo su... Moccia, sì, Federico lo so, Moccia, sei scrivo Moccia, libri sì. dalla Ok. mattina alla Sì, sera. sì, va bene. Tornato a Piazza Euclide. Ok, ho capito, vabbè, adesso no. Andavo a scuola Sì. con Dodo Testa. Ok, ah sì, eh? Sì. Senti, vogliamo leggere un messaggio che hanno lasciato... Mi hanno preso a fare l'autore con l'avventura. ok, vabbè, ok, Sai lo cos'è il sappiamo. programma dell'avventura? Fede? Un colpo di genio. Ecco. Io sono un genio. Genio, punto. Pronto? Senti, Chi è? stiamo leggendo il tuo blog. Chi parla? Radio 2, Baldini, è 2 ore. Quanti anni hai? Ce ne abbiamo già uno di smemorato. 47. Praticamente morto. Ma scusami tanto se mi do una raspatina. Senti, c'è il tuo blog qui, c'è Dudi98 che ti voleva fare una domanda, te la possiamo girare? Ma per caso è sul blog www.federicomoccia.it? Sì, il tuo, esatto. Sì. Allora, te la Cosa leggo, dice? Allora, ciao Federico, come Bene, stai? bene, tu? No, Federico no, non io. Non te lo chiedevo io, te lo chiedeva Dudi98. Ma dove? Sul blog? Sul blog, Ah, sì. ho capito. Ok. Allora, ciao Federico, come stai? Ciao, tutto a posto. Ok. Allora, saltiamo la prima parte che è meglio, giriamoti subito la domanda. Allora, secondo te, chiede Dudi98, Step potrebbe innamorarsi di un ragazzo? Beh, sì, certo. Sicuramente sì. Perché l'amore non ha confini. Succederà nel seguito di Ho voglia di te, quando Gin scopre che il suo amato Step sta con uno che si chiama Fulvio. Ah, e come si intitola? Cosa? Il titolo? Ah, il titolo sì. Si chiama Non l'ho presa benissimo. Ah, vabbè. Grazie a Federico Moccia. Eccolo qua. E allora sono con noi Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio. Applauditi anche dal maestro Morricone. Grande. Ragazzi, che vi devo dire? Grande successo, milioni di... Guarda, mi dicono, ragazzini vanno a vedere il film, escono, ricomprano il biglietto e rientrano. È vera sta cosa, secondo voi, sapete? Sì, assolutamente. Questa è Laura Chiatti, per non confonderla con Scamarcio. Sì, che... Riccardo, parla tu adesso? Sì, è vero. Ma avete cambiato la voce? Mi fate scherzi. Allora, aspetta, poi c'è, questa qui è molto importante, ha sorpreso anche il maestro Morricone, sta cosa qua. Cioè? Primo incasso superiore a qualsiasi altro film italiano mai uscito, 1.500.000 euro, ragazzi, questo è... Sto causa. Complimenti. Sono numeri. Ad oggi ha incassato 6.350.000 euro. Si può dire che l'hanno visto 1,5 milioni di persone. Complimenti. Sto leggendo tutto quello che le note che mi hanno, che forse dovevo snocciolare durante l'intervento. Sì, vabbè, le abbiamo dette le ho tutte, fatte. dai. Non vanno solo le ragazzine a vedere questo film, ma molte trentenni e quarantenni. Vi risulta? L'ultimo spettacolo, sì. A che Ho ora? notato questo. Che tu li vai a vedere tutti? Assolutamente, perché c'è una cosa direttamente proporzionale agli orari, tipo alle 15, quindicenni. Alle 20 I ventenni? 18-20 anni, poi l'ultimo spettacolo comunque oltre i 30, assolutamente. Io ancora, guarda, la cosa bella è stata che Olivia, che è lì la vedo, Olivia, di ciao, più forte? Ciao, ho preso io i biglietti per lei l'altro giorno. Sì? Ho detto, vado io, ho fatto la fila. In mezzo a tutte... Sì, era bellissimo, L'unico era meraviglioso. Ciao Fiera, che vai al cinema? Tutti così. Che tu sei a vedere Laura Chiatti e Scamarcio? Andiamo a vedere, dove sei seduto?
Non lo so, devo vedere, ho fatto una fila bella tosta, lunga. Senti, io non so che poi cosa l'hai visto? No, ancora no, ma andrò. L'ha detto troppo deciso. No, ovviamente comprerò il CD pirata non appena sto scherzando, anzi, diffidate, non comprate i film, che poi come si vedono questi film? Vogliamo dirlo come si vede? Io, sinceramente, io l'ho visto. Sì, anch'io, Tarocchi. Allora, addirittura Scamarcio, veramente, come diceva Moccia, diventi bruttissimo nel film non originale, tutti schiacciati, e senti addirittura gli applausi e le risate di quelli che lo vedono, quindi è una roba. E poi soprattutto si vedono i primi 10 minuti e dopo 10 minuti finito, c'è il sì, è vero. Quindi ecco, ragazzi, intanto si autodistrugge. Cosa? Sì, si autodistrugge da solo. Come si chiama il regista? Non l'abbiamo detto. Posso dire una cosa? Viene citato poco il regista di questo film. Sì, infatti lo citiamo. Si chiama Luis Prieto, è un regista spagnolo. Ma come mai? Costava poco? Che succede? Come mai? Cioè, non è che uno dice perché Luis Prieto? Perché Luca, il regista che ha fatto 3 metri sopra il cielo, stava lavorando ad un altro progetto, e allora non c'erano registi in Italia, siamo andati in Spagna. No, non è vero, non lo so, la produzione, questo regista ha vinto con un cortometraggio il Tribeca Film Festival. Quello di De Niro? Sì, esatto. Minchia, t'è andata bene, pensavi Sì, insomma hanno optato per questa scelta. Vi siete trovati bene come coppia? Io e lui? Chiedilo a lui. No, ci siamo trovati benissimo, ci conosciamo da un sacco di tempo. Sì, abbiamo già lavorato insieme io. Sì, però non c'è stata mai un'attrazione tra di voi. No, mai. No, mai. Anche perché diciamo. No, perché di voi si parla anche in termini al di là del. Siamo amici. Questa settimana su Fiorello 2000. No, è vero, hanno un bel rapporto che non va al di là dell'amicizia, assolutamente. C'è stato un flirt, dai, di la verità. Vabbè, che quando devo ti dire? pare lo dici. Ma no, ma questo è uno scoop, ragazzi, questo è uno scoop. Ditemi quando c'è stato sto flirt. Abbiamo fatto Compagni di scuola, che era una serie televisiva che è andata nel 2000, non mi ricordo. Mi ha usata una notte sola. Ma non è vero. Ma ragazzi, ma questo non si può dire. A parte non è vero. Il maestro Morricone ci fa un pezzo su sta cosa. Ma Laura, ma cosa dici? È stato così, Scamarcio. Ma che cosa? L'ha detto lei. Ma no, ma abbiamo avuto qualche bacino innocente. Neanche con la lingua, come facciamo io e Marco, così. Hanno fatto come gli eschimesi, naso. Sì. Beh, adesso voi avete delle vite sentimentali, diciamo, distinte e separate. Tu stai sempre a parlare di, come si chiama quella? Veramente io non parlo di nessuno. Sono i giornalisti che mi strumentalizzano. Sempre, comunque è vero. Parla sempre di quell'attore. Non è vero, quale attore? Continuamente. Io non sono fidanzata, e lo sanno tutti ormai. Anzi, io vi sto guardando, sapete cosa noto in questo? L'aria del maestro Morricone che si è girato proprio, vi sta osservando come se vedesse un film. Veramente sto osservando Laura. Sta osservando Laura, ha detto. Come mai? Indovina? Sono brutte a me. Grazie mille. No, a parte gli scherzi. Che domande, ragazzi, ai autori? Avete qualche domanda da fare? C'è qualcuno del pubblico che ha qualche domanda da fare a Scamarcio? Il video? Del video della canzone dove lei si bacia con Tiziano Ferro. Bacio con Tiziano Ferro. Come bacia Ferro? Era il mio angelo custode, forse non avete visto. Ha preso la ruggine? Sì, vero. Era l'angelo custode, perché come se lui non ci fosse. Era vestito di bianco. Assessuato. Era assessuato, sì. Nel tabula rasa, insomma. Vabbè, adesso lo stiamo massacrando, che è assessuato. Adesso con sta cosa degli angeli tutti fanno le pubblicità con gli altri. Dolce Gabbana pure c'ha il corvo. La beccaccia che si bacia il corvo. Che devo fare? Vabbè, senti, ma di questo successo, come lo state vivendo? Senti che domanda. Come state vivendo questo successo? Sembravi Mollica. Sì. No, Mollica direbbe: questo successo come lo state vivendo? Bellissimo. Perché domanda e risposta. Come lo state vivendo? Cioè, perché vuol dire Scamarcio, soprattutto guarda tu, che non dico per un'intervista mi sa con Mollica, quindi no, devo dirti Scamarcio, soprattutto lui, no? Nel senso, abituato ormai. Cioè, tu non puoi andare in giro ultimamente, o sbaglio? Sì. Perché ho letto 10.000 ragazzine a Milano, non so dove, 10.000 ragazzine. Sì, se si sparge la voce, sì, però se no. È bella sta cosa, dai, di no, è bellissimo, guarda, la sensazione, aver visto tutte queste ragazze con i cartelloni, coi lucchetti di cartone. Perché fatti, se poi... no, perché se sono veri quelli.
No, è un'emozione, cioè è una cosa strana, devo dirti. Sì, è strano. Sì, perché ti capisco, è successo. A te è successo davvero, cioè, ti succede continuamente. Sì, delle ottantenni che quando faceva le piazze. Dai, non ti buttare giù, dai. Voi lo conoscete Moccia? Proprio di persona? Beh, sì. Avete letto il libro prima di fare il film? No. No. Certo. Lei sì e tu no. No, io ho letto il primo. Ho voglia di te non l'ho letto. No, veramente. Come finisce questo il film? No, sto scherzando. Non si può dire come finisce. Comunque so che veramente a 3 giorni adesso questo batterà veramente ogni record. La musica? Di chi è la musica? A parte Tiziano Ferro che fa il pezzo? No, si stanno guardando e chiedono. Solo lui le ha fatte le musiche? Beh no, Tiziano ha messo una canzone. 2 canzoni. 2. Ma sapete cos'è? Non si dice mai di chi è la colonna sonora. Ivan Jusko, no, un grande. Ivan Jusko. Ivan Jusko. Iuscolo, cioè maiuscolo. No, bravo. Ivan Jusko che insieme a Prieto si sono incontrati. Ivan attenzione, è molto bravo, la musica è bella nel film. Moccia ascolta Viva Radio 2 e dichiara di aver appena scritto un libro che uscirà nel pomeriggio su 2 attori che hanno avuto una notte d'amore durante le riprese di una fiction TV. Dov'è il titolo? Mai usata una notte sola. Non l'ho presa bene. Non l'ho presa. Attenzione che questo è doppio senso. No. Senti Cremonesi come si ride. No. Ragazzi, voi sarebbe dovuto essere al maschile comunque. Certo, voi le servite su un piatto d'argento. No, però che ci vuole? No, il doppio senso diceva, certo. non l'ho presa bene. Senti, vogliamo lui lo può intitolare Non l'ho presa bene. Io lo Ragazzi, perché non ci fermiamo? Però un altro attimino? film. Ci lasciate soli me Scamarcio? Senti Laura, noi sappiamo che tu canti. Sì. Canti. Pure Scamarcio, cosa cantasti quella volta? Una ragazza in 2, cosa cantasti? Sì. No, tanta voglia di lei? Cosa cantasti? No, Caputo era Citrosodina. Bimba se Vogliamo sapessi. fare un reply su Bimba se sapessi che un attimo solo, attenzione. Senti, è bravissimo. No. Così ragazzi, veramente. allora, senti, tu non hai idea di cosa succede se canti? Vai a finire sulle suonerie dei cellulari. Ma stai scherzando? Oh, vai. L'inciso Bimba se sapessi che monotonia. Tutte quelle balle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare. Io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba non è un caso di nevrastemia. Puoi denominare lo spreco di energia, tutta la fatica che ci tocca fare. Sole per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Riccardo Scamarcio la voce. Laura Chiatti, tocca a te, qui c'è il maestro Morricone. Lei è seria. Io prima ho cantato un pezzettino. Chiedo scusa al maestro Morricone e a Mina e anche a Costanzo. e anche a Di Chiara. Maestro, lei si vergogna tantissimo, l'abbiamo praticamente costretta a cantare a un pezzettino, dai, solo un pezzettino, ok? Vediamo la tonalità, fai la Re maggiore. Re maggiore. Sì. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie, scusate, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei.
uscita una notizia immediata, il maestro Morricone, dopo aver ascoltato Scamarcio e Chiatti che cantano, rinuncia all'Oscar. Grazie. No, bravi. Maestro Morricone. Cantato benissimo. Grazie mille. Non è facile questa canzone, perché non ha possibilità di essere interpretata. Bisogna metterci neanche qualcosa dentro. Di prendere fiato, perché non c'è, difficile per la respirazione. Tutta in salita. L'abbiamo usata per una canzone sola, però insomma, in effetti. Però vi tocca, Comunque andate al cinema, ragazzi, c'è ancora tempo. Il maestro deve andare via, però allora facciamo una cosa, Maestro, noi la salutiamo e soprattutto la ringraziamo di essere stata al gioco con noi, che è un programma un po' così. È divertentissimo. Allora, mentre lei si alza e va via, il maestro Cremonesi è qui. Cosa farai? Aspetta, cosa farai? Dimmi cosa farai. Facciamo una cosa particolare. Che cosa? Non lo si può dire? Facciamo C'era una volta in America. E lo fai tu? Lo facciamo e ci agganciamo all'originale. Cioè? Senti. Vai, sentiamo, dai. Sono allora aspetta, signori, salutiamo il maestro Morricone, ringraziandolo per essere stato con noi, ad un prossimo Oscar e soprattutto a tantissime colonne sonore. E io la ringrazio per essermi venuto a vedere a teatro una volta invece. Maestro Morricone, omaggio di Enrico Cremonesi. Bellissimo Ennio Morricone. Vogliamo ricordare Ennio Morricone, dopo l'Oscar alla carriera l'Italia lo festeggerà nel Tempio della Musica al Teatro alla Scala, lunedì 16 aprile 2007 alle ore 20, pensate, da un'idea di Andoni Germinale. Grazie maestro! Chiamiamo un grandissimo cantante. Attenzione, un po' di cultura, vai, chiamiamo. Ecco, ci ha sparato un tasto nelle orecchie. Sentiamo se c'è il maestro Battiato a casa. Lo chiamiamo spesso, quasi ogni giorno. Sentiamo se c'è. Sento la musica, dunque dovrebbe già essere in linea. Pronto? Sono Franco, con chi parlo? Maestro, buongiorno, come sta? Scusate un attimo. Manlio, e cerca di non mancare il bersaglio, forse. Lei è sempre con il filosofo Manlio Scalambro. Sì, stiamo provando il mio nuovo boomerang turkmeno. Ma guardi, non ho mai sentito parlare di un boomerang turkmeno, ma è uguale a quello australiano? No, quello turkmeno non torna indietro. Ah, e allora cosa serve? Praticamente è un pezzo di legno dritto. E che serve? Niente, nel Turkmenistan non sono bravi con le curve. Vabbè. Ma che minchia fai, Manlio? Forza, levati gli occhiali da sole quando tiri, mi stavi sminchiando il koala. Senta, vedo che lei nel suo parco ha diversi animali, giusto?
tipo protegge gli animali in via d'estinzione. Bravo. Assolutamente no. Io i koala li allevo per mangiarli. Ma come? È buonissimo, me lo faccio in agrodolci, cretino. Schifo. Come la caponata, capisci? Bisogna pulire bene però il koala. Ma no, maestro, la prego, il koala no, dai. Vabbè, come volete, ma vi garantisco che è buonissimo. Dovete accompagnarlo con una bottiglia di merlot. Ma no, dai. Senta, maestro, le faccio un'altra domanda che è meglio, dai. Com'era Franco Battiato da bambino? E com'ero da bambino? Uno stronzo. Ecco, papale, S-T-R-O-N-Z. Ero terribile, un malacarne. Non facevo altro che fare bordello dalla mattina alla sera. Non avrei mai pensato una cosa del genere, ma come ha fatto poi a cambiare? Ma gliel'ho già detto. Grazie all'onanismo. Cremonesi, come ridi che ti sentiamo? Stavo dicendo che a 12 anni fu iniziata questa sana disciplina che mi portò a essere quello che sono. Vabbè, sia oggi. serio, dai, ci dica la verità. Questa maestro. è la verità. Pensate che da giovane non ero solo, eravamo un gruppo di ragazzi, tutti dediti a rasponi. Volete sapere chi ci avviò a questa sana disciplina? Siamo curiosi, sì, Che me lo ricordo ancora come fosse oggi. Fu un adolescente di Militello. Cioè? Un tal, che mi ricordo, un attimo, Pippo Baudo. Ma scusi, ma non è possibile, ma dai, Pippo Baudo. Ma guardi che nel caso di Baudo, Pippo è un soprannome. Ho capito. Le posso dire una cosa? Sì. Avete presente come siamo io e Pippo Baudo? Sì. Ecco, non è vero che si diventa ciechi, si diventa alti. Pensa. Vedi che allora io da piccolo, niente. Ma Va bene. pensa, volevo dirvi che una canzoncina ardita Sì. mi premeva le ossa del costato Sì. e il desiderio di tenere le tue tenere dita. Maestro? Vorrei tra giaculatori e diversi Maestro? È spirare andato. e rosari composti È di partito. spicchi d'arancia. È partito per la tangente. Maestro! È andato. Ciao! Eccolo qua. Oh! Allora, adesso cari Chiatti e Scamarcio, noi siamo contenti di avervi qui. Scamarcio ormai ha levato un capo alla volta, è rimasto in magliettina, maniche corte. Tra l'altro io e Scamarcio abbiamo fatto anche un film insieme, penso. Sì, Una posa, sì. io ho fatto una posa e c'era lui. Era il Manuale d'amore. Manuale d'amore 2. Anche quello, record. Incassi, perché c'eri tu, è chiaro. Certo, ovviamente i primi 10 secondi. La gente Sì. ha fatto, guarda che c'è, Fiore. Non c'eri già più. Non c'ero già più. Ero già uscito. Dove c'è quella scena? Sì, senti, a parte adesso siete in giro per fare un po' di promozione, diteci dove andrete adesso. Domenica in? No. Buona domenica? No. Il mondo di Gaia? Non lo so io. Cioè. Da Fazio? Non andate a Fazio, no, Rai 3 non vi prendono, no. non vi vogliono perché lì sono un po' Ci tutti. snobbano. Sì, lì va solo Fabio Volo. Sì, è un po' trendy. È da Fabio Volo quello. Sì, Fabio Fazio, Fabio Volo. Loro sono popolari, non Sì. nazional popolari, loro piacciono tanto, a chi Sì. piace tanto non può andare in posti, capisci? Che dove si fa programmi di no, nicchia, non è insomma. è una cosa così, giustamente Sì. ognuno fa le sue scelte. Certo. Voi non siete un film di nicchia, anzi, No. siete. Perché non andate da Marzullo così fate un'altra notte insieme? Esatto. C'è già stato il regista con l'altra Ah, protagonista che è Katie Sanders, che Chi è? salutiamo. Katie Sanders. Che fa la parte di? Di Babi. Babi, tu fai? Gin. Gin e tu sei Steph. No. Chi sei tu? Steph. Steph, che bello. Questi nomi sono Poi bellissimi. c'era anche Pollo. Pallina, C'era pollo. Pollo. Che c'è in questo film Mauro Meconi, che salutiamo. Salutiamo Mauro caro Meconi. amico. Però in questo film è un flashback. Secondo C'è finisce. anche un nome normale però, Eleonora. Ah, è un gatto? No, è la mia migliore amica. Volevo dirvi un'altra C'è cosa. anche Pallina. Pallina. Vabbè, ma questi sono Maria Chiara veramente. Eugenti. Allora, scusa, Olivia? Olivia? Adesso faccio un esperimento, mi dai il microfono? Grazie. Olivia, mi dici i nomi delle tue amiche? Così tutte in fila? Guarda, questa è vera, I nomi delle tue amiche. Chicca, Cocca, Ginny, Mary, Vale e Caga? poi Poi Lilly,
Vedi? Il massimo del nome di 4 lettere, non ci può essere. Sì, esatto. Adesso è un po' in imbarazzo, però per farvi capire i nomi sono veri, sono così di tutti. Bravo Livia, mi sei piaciuta? Cioè praticamente avete toccato i nomi. No, degli quelli amici sono, di Olivia, quelli sono veri, quelli sono i nomi veri che. Noi invece come ci chiamiamo? Gaetano, Salvatore, Angelo. I nostri nomi da ragazzini erano questi. Tu come ti chiamavi? C'erano i soprannomi. Come no? eravate? Sentiamo. I soprannomi di Baldini. I Dai, Tromba, i Gioca, tutti così, capito? Con i davanti, capito? All'epoca mia era così. Proviamo a chiamare quello vero? Quello vero, Sì. lo chiamiamo il vero? Sentiamo. Mike, buongiorno. Vediamo cosa chiediamo del film, no? Sì. Pronto? No. Pronto Mike? Chi è? Ciao, sono Rosario. Ah, Baldini, come stai? No, Ciao Fiorello. Mike, ciao Mike, tutto bene? Sì, ma cosa è successo? No, Mike, sono Rosario. Ah, sei tu? Sì, sono anche io, insieme a Baldini. Ah, ho capito. Senti- Che novità. Vabbè, senti, allora, abbiamo buone notizie, hai saputo che Non so dobbiamo niente. lavorare. No, ma non lo possiamo dire in radio perché quella è pubblicità, capito Ma Mike? che ne sai? Che pubblicità è? Dico che io e te dobbiamo lavorare il 23 e il 24 insieme. Il 23 e il 24. Non ho capito bene il primo numero, il 20? 3. Va bene. Ho capito. 23 e 24. Di aprile? Di aprile? Ma no, adesso dai. Ah, ora? Ah, bene, sono contento. Ma scusa, ma non te l'hanno detto? Ma sì, però faccio finta di non saperlo. Ma non farlo spiritoso, vai. Mike, dove sei intanto? Beh, in questo momento mi sto preparando, anzi... senti, volevo dirti una cosa. Sì. Io mi auguro, tu sai che io una volta ti ho detto che tu sei il numero 1 nel tuo campo. Sì, ma sei... tu l'ascolti qualche volta Fabio Fazio? Perché... Sì. Ecco, allora, che cosa ha fatto questa settimana? Sabato e domenica. Fa il programma bellissimo che io seguo quasi sempre quando Ecco, non allora, lavoro. chi c'era come ospite questa settimana? Non lo so perché... Morricone mi dicono. Ma che Morricone, ma cosa dici, dai? E chi c'era, tu? Niente, no, non c'ero io, no. C'era Bertinotti. Ecco, bravo, c'era Bertinotti. Sì. E prima c'era Cardo che ha fatto una solo al violino. Al violino, il violinista a Cardo. Comunque, perché voglio parlare di lui? Perché gli parlavo poco fa, mi è rimasta in mente una cosa. A chi gli Così parlavi? come io ti ho detto che tu sei il numero 1 nel tuo campo, perché sei bravo, imiti bene, canti bene, reciti bene, balli bene, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo eleggere Fabio Fazio a numero 1 nel suo campo delle interviste. Ma Perché certo, è straordinario. anzi Guarda, lo premiamo proprio noi con la cassatella che abbiamo qui davanti. E bravo, sai perché? Hai ragione Mike, perché uno che riesce a fare uno show con delle interviste ben fatte va applaudito, straordinario, e soprattutto guarda. a quell'ora lì su Rai 3 contro poi è le molto varie... modesto, è modesto. hai Molto, capito? molto. È un bravo modestissimo. ragazzo e quindi volevo dirlo a te, perché uno di questi Ma giorni- perché lo dici a me? Perché voglio fare un pranzo con i 2 numero 1 d'Italia della televisione, con che te e bello. con lui, va bene? Allora combineremo, d'accordo? Va bene, combiniamo. Senti, adesso ti devo salutare. No, non mi devi salutare subito. No, Scusa. sta arrivando il tram, devo andare via. Ma dai. quale tram? Ma non prendi il Sì, tram. non posso perderlo, devo Ma ci avrai andare a il tram privato. Volevo solo Ma quale dire. tram privato? Non sono mica come te che hai tutto privato. Ma va. Dai, cos'è di urgente? Dimmi. Intanto volevo dirti che qui abbiamo 2 attori ospiti che sono, uno si chiama Riccardo Scamarcio, lo conosci? No, non lo conosco. Poi? E poi Ciao, l'altra Marco, si chiama piacere. Laura Chiatti. Non conosco nemmeno lei. Ecco. Ma stanno facendo il film. Così impari un'altra volta a chiamarmi per chiedere queste cose. Ma è ovvio che li conosco. Sono Grazie, bravissimi. Mike. Grazie. Li conosci? E che film hanno fatto adesso da poco che sta avendo grande successo? Questo non te lo so dire. Devo scappare perché sta Ma quale tram? Sì, Ho saluto voglia tutti. di. Ciao, non insistere, ci sentiamo domani. Ma dove Ciao. vai? Mike! Niente, ha appeso in faccia. No, aspetta. Vogliamo farlo incazzare sul serio? Sì. Richiamiamo. Vai. Ti immagini lo sentiamo ding 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 dentro il tram davvero? Ti manda, Riproviamo ancora. C'ha appeso in faccia. Ti manda. Ora trovi spento. Meraviglioso. L'utente Pronto? Pronto, signor Mike?
Sì, chi è? Buongiorno, sono Garbellini del Corriere della Sera. Sì, mi dica. Volevo fare 2 domande. Ma guardi, io sto prendendo il tram adesso, non posso rispondere. Mi chiami questa sera, mi scusi, ma devo andare. All'inizio aveva boccato, poi ha sentito le risate, se no era dentro con le scarpe, gli potevi fare veramente. Prima c'era cascato, poi ha capito. Allora, è stato al gioco prendere il tram. Se mi dica, era lì, gli potevi chiedere di tutto. Lo richiamiamo? No, se non esageriamo perché poi alla terza chiamata cambia scheda. So io cosa fa. Allora, intanto fatemi fare un saluto alla mia mamma che oggi non sta bene, sta a casa, certo. sta a casa. Signora Rosario. Mamma, mi raccomando, spero che sia fatta 2 risate. Grazie pubblico, parte la sigla a titoli di coda. Viva Radio 2, il programma di Fiorello, Riccardo Cassini, Alberto Chirisio, Federico Taddia e Ciccio Bozzi detto Vento dell'Est e anche Marco Baldini. Poi la collaborazione anche ai testi di Roberto Testarmata, musica e arrangiamenti di Enrico Cremonesi, alla batteria Massimo Pacciani, Carmelo Isgro al basso, Antonello Corraduzza alla chitarra, Ambrogio Frigerio al trombone, Daniele Giardina alla tromba, Michael Rosen al sax. I tecnici Marco Azzori, Marco Cristilli, Genesio Di Jacopo, Toni Marinelli e Mauro Tonini. Tutti Tonini quale? Quello Cardinale. Che prima era capitato. Allora, la redazione, la Betta Farina, Alessandro Provenzano, il backstage e sito internet Marco Lui, la regia di Marco Lolli, programma a cura di Marina Mancini. Possiamo fare gli ultimi auguri? Gli ultimi Sì. al nostro caro amico mio di mio fratello Enzo Olivieri, il nostro primo capovillaggio che abbiamo avuto quando facevamo gli animatori. Compleanno anche suo, Enzo Olivieri. Augurissimi! Ciao!